Franco Castaldo, oggi la presentazione del libro Mafiare, qui organizzato dall'Assostampa di Agrigento. Ecco, Mafiare, quali sono, diciamo, i racconti che tu scrivi in questo libro? Raccontiamo 50 anni di storia mafiosa della provincia di Agrigento con il taglio dello storico, cioè senza inventarsi nulla, mettendo insieme tutti i fatti e tutte le epoche mafiose che hanno attraversato la provincia di Agrigento a partire dal processo e dall'operazione Santa Barbara fino ai nostri giorni. Un manuale che ho voluto fare per rendere testimonianza e memoria per le generazioni attuali e anche per quelle future, per vedere, capire e studiare cosa è avvenuto in questi 50 anni sul versante dell'associazione criminale Cosa Nostra. Gli episodi particolari quali sono? Beh, di episodi particolari ce ne sono tanti che vanno letti e soprattutto vanno studiati. Io non voglio anticipare nulla, però la lettura di questo libro potrebbe veramente essere utile per capire come abbiamo vissuto in questi ultimi 50 anni. C'è un filo conduttore con le cose che stanno succedendo adesso di Agrigento, che tu sei stato il primo giornalista che ha svelato le recenti operazioni fatte dalla Procura? Al momento connessioni ufficiali non ne ho trovate, ma questo non vuol dire che non ci siano, perché l'indagine è ancora in corso, non sappiamo quali sono gli altri coinvolti. A me stupirebbe non trovare personaggi di mafia, stupirebbe molto vista l'entità degli appalti che sono in discussione, l'entità dei soldi terribili che già cominciano a venire fuori, tant'è vero che la Procura di Agrigento ha già sequestrato oltre 200.000 euro di tangenti. Quindi c'è, diciamo, un filo conduttore che lega tutto questo al passato e a oggi? Secondo me, guarda, il filo conduttore ufficializzato non c'è al momento, ma secondo me non c'è appalto pubblico, non c'è rimessa pubblica di denari senza l'interesse da parte di Cosa Nostra o della STID. Anche tu oggi hai svelato le vere ragioni per cui è nata questa inchiesta. Un imprenditore di Licata sull'orlo del fallimento ha deciso di denunciare, sì. Un fatto che purtroppo attualmente è poco fatto da tanti imprenditori che nonostante questo sono vessati. Sì, è una storia emblematica che merita ogni approfondimento perché chiama in causa amministratori pubblici, funzionari, quindi una vicenda molto molto grave. La Procura della Repubblica si sta muovendo con la cautela dovuta ma senza nessun timore. La storia dell'imprenditore è la storia di centinaia di altri imprenditori che negli ultimi tempi, negli ultimi anni si sono trovati in difficoltà, molti hanno anche chiuso l'azienda. Insomma, c'è materiale per il secondo volume? Io credo che questa vicenda che nasce a Licata, questa di appalti e mazzette, un volume non sarà sufficiente per raccontare tutte le cose. Ci saranno sviluppi secondo te? Sicuramente sì, e anche in tempi brevi, anche perché l'indagine è in una fase avanzata almeno per alcuni aspetti. Immagino di interventi con provvedimenti cautelari da parte della magistratura. Avremo una serie di appuntamenti, questa sera abbiamo parlato del libro Mafiare di Franco Castaldo che è un collega molto conosciuto, l'Assostampa di Agrigento ha inaugurato così questi appuntamenti con scrittori, giornalisti e il territorio. Vogliamo raccontare e incontrare i cittadini, lo abbiamo fatto con un bellissimo libro, quello di Franco questa sera, continueremo a farlo, per esempio il prossimo appuntamento è con Lorenzo Rosso, ci saranno molti altri appuntamenti molto interessanti. Crediamo che i giornalisti sono sempre vicino ai cittadini e in questa occasione li vediamo invece proprio accanto a noi.